Cavalli di 3 anni al via sul miglio sono in 10, 1 Forever Fly, 2 Flower, 3 Fackel Fin, 4 Frida GSO, 5 Fashion Star Love, 6 Frastuono Grimm, in seconda linea 7 Folie NP, 8 Fenice dei Greppi, 9 Flambeau del Pino, 10 Festival. In chiusura molto appoggiato Flower, come anche Festival, numeri 2 e 10 dello schieramento. Macchina che accelera. In vantaggio ci va Frida GSO che Numero subita 2 supera Flower Fackel Fin. squalificato. La squalifica invece per Flower. Così sulla piegata, allievo di Lorenzo Baldi, guida buona andatura e prende subito 3 lunghezze di margine su Fackel Fin, completa 200 in 14,4. All'esterno si ingamba invece Festival che progredisce gradualmente, raggiunge Fackel Fin in seconda posizione, mentre Frida GSO continua a comandare a buon ritmo, completa un quarto iniziale in 29,8. All'esterno Festival, lungo la corda Fackel Fin. (600) che se ne vanno nell'ordine del 45-3. E per corsie esterne c'è anche Fashion Starlop, poi anche Folia NP, mentre lungo la corda c'è invece Fenice dei Greppi. Un minuto secco il passaggio agli 800 metri con in vantaggio Frida GSO Festival che va ad aggredirla al 600 metri dal palo. Numero Indietro 6 la Fraustuono rottura di Grimm Fackel Fin squalificato. e anche Frastuono Grimm viene squalificato. Numero 3 Fackel Intanto Fin si staccano in lotta squalificato. Frida GSO e Festival a 400 dalla conclusione, completamente appaiati i due, hanno preso netto margine di vantaggio. Numero 9 Flambeau del Pino Insiste squalificato. Festival su Frida GSO che offre comunque Numero valida 7 resistenza, Folia NP ma squalificato. sta passando Festival e al completamento della piegata è già in vantaggio e in arrivo dilaga per venire a concludere isolato e dare così bel seguito all'ultima eccellente vittoria, secondo posto per un'ottima Frida GSO che precede Fashion Star Love al terzo. 1:13,7 il ragguaglio conclusivo, notevole sulla pista anche per le modalità con cui è stato ottenuto. Seconda vittoria consecutiva per Festival. Antonio Di Nardo in sediolo che raddoppia così il successo nel pomeriggio. Sempre Gennaro Casillo al training per il signor Antonio Paduano.